Benvenuti tifosi del Napoli. Passiamo alle notizie sul Napoli, ma prima mettete un like al video e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle novità della nostra amata squadra. Forza Napoli! La trattativa del Napoli per Mario Gila sta per intensificarsi. Secondo Alfredo Pedullà, gli azzurri si preparano a presentare alla Lazio una prima offerta per il difensore spagnolo, 15 a 16 milioni di euro, più bonus. Questa cifra si basa su un dettaglio importante. Il contratto del difensore scade nel 2027. Tra un anno, il giocatore sarà libero di firmare un contratto a parametro zero, il che indebolisce il potere contrattuale del club di Lotito. Il problema è che, a Roma, il valore è molto più alto. La Lazio sa che Gila vale più della prima offerta degli azzurri e continua ad adottare un atteggiamento difensivo, tanto che il Napoli ha già iniziato a valutare delle alternative. Per cercare di superare la resistenza biancoceleste, l'opzione più concreta sembra essere l'acquisto di un sostituto. Secondo la ricostruzione di Pedullà, 3 nomi che la Lazio vorrebbe vedere in campo sono sul tavolo: Rafa Marin, Sam Beukema e Lorenzo Lucca. La determinazione di Gila è il principale fattore motivante, dato che ha chiarito di voler cambiare aria. Niente clamore sui social, ma piuttosto il suo lavoro, affidato al suo agente. Il Napoli intende capitalizzare su questa determinazione in una settimana che si preannuncia decisiva anche in altri ambiti del mercato. Le trattative sono aperte. Ora la palla è nel campo della Lazio, che deve decidere se accettare l'offerta, cercare una contropartita o rimanere ferma sulla sua posizione. Il Napoli continua a lavorare attivamente per finalizzare l'acquisto di Mario Gila. Secondo Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, oggi si è tenuto a Milano un incontro tra il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, e Aleandro Camano, agente del giocatore. La discussione si è concentrata sulle condizioni contrattuali. Di Marzio ha aggiunto che solo dopo un accordo salariale inizierà la trattativa con la Lazio per definire il prezzo finale del giocatore. A differenza degli ultimi giorni, però, la Lazio si sta mostrando aperta alla possibilità di una cessione. Mario Gila potrebbe essere il primo acquisto del Napoli in questa estate. Il difensore spagnolo è senza dubbio l'obiettivo principale per rinforzare la difesa. Il suo nome è stato evidenziato da Massimiliano Allegri. Il prossimo allenatore del Napoli ritiene necessario rinforzare il reparto difensivo e il profilo di Gila è ideale per forza fisica, capacità di marcatura, velocità e tecnica. Allora, tifosi del Napoli, qual è la vostra opinione? Lasciate un like al video e iscrivetevi al nostro canale. Grazie. Forza Napoli sempre!